Il nuoto è pieno di grandi campioni. Ian Thorpe, Michael Phelps, Federica Pellegrini, Gerry Scotti, Vanna Marchi, il mago Don Nascimento. Di loro conosciamo tutto. Record, medagliere, casellario giudiziario. Ciò che forse non sai è la storia del più grande nuotatore veneto doc di tutti i tempi. Romy Pacciarea. Nato e cresciuto negli anni 80 a Goa, uno stato confederato dell'India, Veneto doc. Romy Pacciarea inizia la sua straordinaria storia d'amore con il nuoto nel 2002, quando tra l'India e il Pakistan, più precisamente nella regione del Kashmir, cadono piogge torrenziali per 3 giorni di fila. Per fortuna non ci saranno vittime, ma saranno più di 3.000 gli abitanti infeltriti. In quell'occasione Romy Pacciarea riesce a mettersi in salvo perché si aggrappa al boiler di un vicino di casa, Trevor Ciuccetti. All'inizio Trevor Ciuccetti lo vede galleggiare sul suo boiler e gli urla parole di grande incoraggiamento tipo "Ah, sa che roba con le mio!" Poi però lo vede annaspare, bere diversi litri d'acqua e infine affondare con grande stile dicendo delle parole del tipo Trevor Ciuccetti capisce subito che quel ragazzo ha un grandissimo talento e dopo averlo ripescato diventerà il suo allenatore. I suoi metodi di allenamento però sono decisamente poco convenzionali. Per insegnargli a galleggiare senza un boiler, naturalmente, buoni tutti col boiler, lo lega a un termosifone. Provati col termosifone. Che boiler? Ma termosifone. Romy Pacciarea ce la mette tutta, ma passa più giorni in rianimazione che in piscina. Ma Trevor Ciuccetti ha sempre un'idea geniale e così riempie la vasca con del cemento a presa rapida. Ma ancora non è sufficiente perché Romy Pacciarea è veloce, ma non velocissimo. Allora l'ennesimo colpo di genio. Lo mette in acqua con Jimmy Fauci d'acciaio, un coccodrillo di 6 metri noto in tutta Goa per aver mangiato 128 uomini e ad aver vinto l'ultima edizione di X Factor. I tempi in piscina del nostro Romy Pacciarea migliorano molto. Viene azzannato solo 12 volte con dei morsi parzialmente letali. Ma come previsto, ad un certo punto diventa così veloce che il coccodrillo Jimmy per prenderlo non sa più come fare. Non a caso gli inglesi dicono il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Si dice mangi troppo, non metta mai il cappotto. Il coccodrillo come fa? È il 2004. Ormai il nostro campione è pronto e l'allenatore Trevor Ciuccetti lo iscrive alle Olimpiadi di Atene utilizzando i punti raccolti alla COP. I primi tempi di qualificazione sono buoni, ma non buonissimi. Trevor Ciuccetti sa che per battere gli altri campioni servirà molto di più. Sono molto più preparati e con molti più punti raccolti alla Coppa. Così, poco prima della finale, all'ennesimo colpo di genio. Libera in acqua Jimmy Fauci d'acciaio, entrato illegalmente nel paese fingendosi un borsone per kayak molto fashion. Grazie al suo amico Jimmy Fauci d'acciaio, il nostro campione Romy Pacciarea vince la gara a mani basse. Anche perché sarà per il jet lag, sarà per l'appetito, sarà per le 12 ore di volo con un kayak infilato nel che Jimmy Fauci d'acciaio mangia 6 degli altri 7 concorrenti. Il settimo, il giapponese Kyoto Kanoa, si ritira inspiegabilmente. Alla fine della gara dichiarerà in giapponese "So migamona mi". La vittoria è schiacciante. Ma inspiegabilmente il nostro Romy Pacciarea viene squalificato e da allora non gareggerà mai più. Tornerà a Goa e si iscriverà insieme al suo amico Jimmy Fauci d'acciaio alla nuova edizione di X Factor, dove vinceranno con un brano autobiografico che ricorda la sua vittoria olimpica dal titolo Magna Grecia.